Ben ritrovati all'Arsenale Porta il Cinema in Salotto, rassegna quotidiana di cinema promossa dal Cineclub Arsenale in questo periodo di quarantena sul portale arsenalecinema.com. Al di là della proposta cinematografica che ogni giorno facciamo e quindi la promozione di film da godere direttamente a casa, stiamo attraversando quella che è la storia del cinema attraverso i protagonisti che hanno segnato la storia del cinema e oggi è un momento veramente speciale perché abbiamo il piacere di poter dialogare con Bruno Bozzetto, regista d'animazione di film divenuti di assoluto culto. Grazie Bruno per essere qui con noi oggi a come dire, approfondire quella che è una fetta di storia del cinema, non solo d'animazione, ma di cinema con la C maiuscola importante che hai segnato. Grazie a voi e saluto a tutti, non li vedo ma immagino che da qualche parte ci siano. Assolutamente. Allora, in attesa che arrivino proprio da loro, da questi signori e signore che ci stanno guardando, delle domande, ricordo sempre che è possibile scriverci via mail, via Facebook e su YouTube. Parto io portando, come dire, un attimo la lancetta del tempo nel passato, proprio agli inizi, a quando nel 1958 con Tapum, la storia delle armi, tu, come dire, esordivi nel cinema d'animazione con un cortometraggio che arriva a Cannes e che già aveva tanto di quello che si sarebbe poi trovato nel cinema di Bruno Bozzetto, ovvero penso all'umorismo, al piacere del racconto, anche alla divulgazione, anche perché poi di tanto lavoro sulla divulgazione, in questo caso storica, ma non solo, penso anche poi a quella scientifica con cui avrei modo di collaborare, ma soprattutto alla critica aspra, in questo caso, a quello che è il progresso, che è uno dei temi che troveremo proprio nel raccontare altri tuoi futuri film. Insomma, Tapum aveva già tanto dell'universo Bozzetto. Sì, è stato il primo, ti dirò, io stavo studiando al liceo, stavo facendo gli esami di maturità, quindi non ho studiato molto perché mi dedicavo più al film che agli studi. Però probabilmente in quel film c'era già lo spirito che avevo perché mi era venuto dalla scuola, da quello che leggevo, da quello che studiavo, cioè non facevo altro che studiare guerre, conquiste e mi ha interessato sempre questo aspetto dell'uomo che si dedica più alle guerre e alla distruzione che alla costruzione, perché se tu vai in un museo trovi sicuramente più armi e materiale bellico di quanto trovi invenzioni o scoperte. E quindi mi stimolava e pensavo che il disegno animato sarebbe stato perfetto, soprattutto quando si deve parlare eh, di qualcosa da lontano, con grandi dimensioni, cioè qui si deve parlare dall'età della pietra ai giorni nostri. Disegno animato proprio per la sua forza simbolica ti permette di far questo. Quindi mi stimolava, mi divertivo, mi sono divertito un sacco a farlo, anche se è stata una faticaccia perché ero completamente solo e salvo mio padre che mi ha aiutato nel costruire questa macchina da presa addirittura sull'asse da stiro di mia madre, non avrei potuto fare questo film. Ma diciamo che quello è stato il primissimo momento di un lungo percorso e solo ci sei rimasto in realtà per poco tempo, perché da lì a poco, poi un paio d'anni dopo, hai avuto modo di fondare quella che è la Bruno Bozzetto Film ed è iniziato proprio il lavoro di team. Quindi mi racconti un po' com'è stato iniziare a lavorare poi con altri colleghi, anche la scelta dei colleghi, penso a Guido Manuli, che poi è stato il tuo braccio destro no, in questa avventura. Ecco, come è stato il passaggio dal lavorare da soli, dal pensare da soli all'agire in gruppo? È stato molto molto graduale, cioè all'inizio ero solo, poi ho cominciato a chiedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi, ma non sapevo da che parte girarmi, perché fare l'animazione in quel periodo era una cosa così da mago, non si sapeva nulla. È arrivato un ragazzo che mi ha aiutato un po' per le riprese, che non sapeva naturalmente nulla di animazione, poi è arrivato un cugino di un mio compagno di scuola che mi ha detto è bravo a disegnare, cioè siamo cresciuti così. Guido Manuli è arrivato
casualmente tramite un altro compagno che studiava all'Istituto Gonzaga e mi ha detto, guarda, dove avevo studiato anch'io per 2 anni, e mi ha detto, guarda, conosco un ragazzo molto bravo, te lo mando, però anche lui completamente a digiuno d'animazione. Quindi loro hanno imparato in base a quello che avevo fatto io su Tapum e quel poco che avevo imparato facendo un film annualmente. È nato tutto da lì, ma siamo cresciuti proprio come le formichine, aggiungendo un sasso dopo l'altro e fino piano piano a capire come funzionava questo lavoro e per poi attuarlo e realizzarlo, ma siamo stati molto lenti nel crescere. Ma un altro elemento, come dire, adesso verremo anche poi subito alle domande del pubblico, ma anche entriamo proprio in quelle che sono le storie. Il film che abbiamo proposto oggi è VIP, Mio fratello Superuomo, avremo modo di dialogare anche su quello. Una cosa che mi incuriosisce chiederti è, Posso farti vedere? eccoli, per la Sono qui accanto a me. Sono qui a difenderti. Una cosa che mi ha sempre molto affascinato, ma proprio veramente dall'inizio, anche da Tapum in poi, è l'aspetto legato al ritmo. Cioè, quello che ho sempre trovato dei tuoi lavori è un geniale ritmo interno, anche e soprattutto a quelli che sono, come dire, gli elementi musicali, ma soprattutto a degli effetti sonori che ti permettono poi di sviluppare anche delle gag, no? Che nascono a volte proprio da quello. Quindi mi racconti un attimo in questo drappello di ragazzi che si stavano mettendo all'opera come si lavorava proprio in questa direzione per costruire, per dare ritmo alle vostre storie? Ma guarda, il ritmo nasce già dallo storyboard. Tu devi avere una grande idea di come la scena, il film uscirà. Devi vederlo prima, capisci? Ora, nello storyboard già c'è un ritmo che tu nel guardare i vari disegni senti o vedi. Non Sì, dimenticare che se tu sei un bravo regista, devi già sapere che tipo di musica userai e quali effetti sonori metterai. Perché certo. vedi, la musica e l'effetto sonoro, non c'erano le parole, non usavano le parole nei primi film, sono quelle che ti aiutano enormemente a raccontare la storia. Poi il ritmo di montaggio è un'altra cosa ancora. Diciamo che non ho avuto aiuti dai collaboratori all'inizio perché nessuno si intendeva né di animazione né di cinema. Ero io che avevo già fatto dei film in Super 8, avevo Sì. incominciato a montare e avevo capito l'importanza del montaggio. A questo aggiungi una gran passione per il cinema americano, Walt Disney soprattutto, e quindi il ritmo l'avevo imparato anche da quei film. Tom e Jerry erano poi gli unici film che potevi vedere in quell'epoca. Sì. E il ritmo di Tex Avery, che vedevo quando andavo a Londra per studiare un po' l'inglese, andavo ai cinema, si chiamavano Cameo, erano dei cinema che andavano tutto il giorno ininterrottamente e proiettavano solo disegni animati. E Mhm. io uscivo magari con la buona intenzione di andare a vedermi il British Museum e poi mi ritrovavo al Cameo a vedere 4 volte lo stesso spettacolo perché non uscivo per almeno 3. Capisci? Lì ho imparato il ritmo, ma il vero aiuto che ho avuto dai collaboratori tipo Guido Manuli sono state soprattutto le idee. E Guido Sì. Manuli è un genio creativo, capisci? E poi ti aiutava nel perfezionare un disegno che io non ho mai curato molto. Io non ho studiato disegno, ho fatto il liceo classico, capisci? Quindi il Sì. disegno lo facevo un po' istintivamente, ma non avevo una scuola dietro. Quando è arrivato Giovanni Mulazzani, con cui abbiamo fatto Western Soda, Sì. è stata un'apertura di colpo verso un mondo nuovo che io ignoravo, perché quel tipo di disegno e di grafica mi ha permesso di raccontare delle storie più complete che duravano un'ora e mezza, perché capisci che passare da 10 minuti a un'ora e mezza il salto è grande. Allora, visto che citi West End Soda, io mi ricollego inevitabilmente, visto che parlavamo di gag, mi ricollego Sì. per farti ancora una domanda, ovvero la cosa veramente interessante, a tratti geniale di quei film, è che si sente, si percepisce una passione cinefila, proprio un amore per il cinema, no? Che viene restituito soprattutto,
magari giocando con quelli che sono dei canoni. Mi viene in mente, per esempio, il finale proprio di West End Soda, nel momento in cui il pistolero Johnny fa il duello con i due cattivi, con i due banditi. Quel duello dura 7 minuti, cioè voi sei andato a estremizzare quello che i canoni, no, dei Sergio Leone, comunque degli spaghetti western, che ti creavano la tensione che doveva montare, questa musica, no, che No, cresceva. Sergio Leone non era ancora uscito. E allora, prima ancora il western Classico, all'americana, il western quello classico. all'americana, ecco, certamente, quindi comunque il canone western, no, che ti deve creare quella tensione, quel duello ti monta. Ecco, io trovo geniale, ho sempre trovato geniale i 7 minuti in cui lui si prende quasi, no, gioco dei pistoleri degli avversari, giocando, quindi, come dire, c'era anche proprio un gioco nel cinema. Ecco, questa è una cosa che il divertimento secondo me si percepisce molto dai tuoi film. Ma vedi, il divertimento era soprattutto tra di noi. Quando io mi trovavo con Guido Manuli, Mulazzani, Cereda o chi collaborava al film, Giuseppe Laganà e altri, capisci che ci divertivamo a stupirci, cioè ci stupivamo da noi, cioè perché non facciamo questo? Sì, Proviamo a fare anche questo. Allora non c'era nessun problema di pubblico. Cioè tu sì, capisci che oggi quando tu ti muovi, prima ancora di scrivere una battuta, devi pensare ai 1000 divieti, alle 1000 cose che potresti toccare. Allora non c'era nessun tabù, facevamo quello che volevamo. E certo. secondo me, se tu hai un po' di buon gusto, cerchi di fare uno spettacolo divertente, pulito, originale e ti diverti, credo che ottieni un risultato eccezionale, proprio perché c'è questa libertà di giocare e di divertirci noi per primi. Oggi questo si è perso perché abbiamo tanti di quei condizionamenti che ti mettono le mani legate. Quanti autori ho sentito dire se dovessi rifare lo stesso film che ho fatto 10 anni fa, oggi non potrei più farlo. Quanti? Eh beh, Perché sì. non puoi. Hai, Guarda, hai cito proprio la prima domanda, una delle prime domande che è arrivata, Ilaria, su YouTube ci sta scrivendo cosa ne pensi dell'animazione odierna in Italia e nel mondo? E io aggiungo a quello che chiede Ilaria, chiedendoti anche come mai l'animazione di oggi, perlomeno in Italia, tranne rari casi, mi viene in mente Alessandro Lac con Gatta Cenerentola, non è più in grado di saper parlare a un pubblico più ampio possibile e si fa solo un'animazione molto precisa, cioè i tuoi film erano molto più per adulti, come dire, trattavano dei temi che chiaramente a livelli più anagraficamente più bassi era difficile percepire. Sì, questo è stato un altro istinto che mi sono sempre portato dietro, cioè il fare dei film più per un pubblico adulto che per i bambini. Quando mi invitano per proiezioni di bambini, io sono sempre imbarazzato perché in realtà non ho mai pensato di fare dei film per bambini. È sempre un'atira, una presa in giro di qualcosa che conosceva l'adulto più che il bambino, capisci? Però guarda che anche adesso tra gli indipendenti hai citato Raka, hai citato, ci sono anche dei film, i primi della Pixar, secondo me, erano eccezionali come spirito Assolutamente. e c'era anche lì quel gusto di parlare agli adulti divertendo anche i bambini, un po' quello che avevamo noi, diciamo, siamo stati abbastanza uguali in certe cose. Io credo che il problema oggi sia la produzione proprio industriale. Quando mi dici cosa ne pensi dell'animazione, io ne penso tutto il bene possibile, vedo delle cose che mi lasciano stravolto dalla tecnica, dall'abilità e dalla possibilità che offre l'animazione oggi. Forse però stiamo diventando troppo professionisti perché ormai muovere una macchina per fare un film significa coinvolgere non so quante persone. E quindi è una macchina che si muove più a fatica. Noi eravamo una piccola 500 in mezzo al traffico che si muoveva velocemente. Loro oggi hanno un carro armato da muovere e Eh credo sì, che ottengono dei risultati strepitosi, ma non hanno più quell'agilità, quella freschezza, quel divertimento che forse noi avevamo. chiaro. Questa è una mia impressione, intendiamoci, potrei sbagliarmi.
Assolutamente. Allora, torno a un'altra domanda che era arrivata prima di Maurizio. Come è nata la collaborazione con Piero Angela? Io prima dicevo che il tuo nome è legato anche a quello della divulgazione e quindi la domanda che ci arriva si ricollega forse proprio anche a quello, perché parliamo di grande schermo, di cinema, ma tanto è stato il lavoro che negli anni hai fatto anche per il piccolo schermo. Ma guarda, Piero Angela, se te lo racconto, è divertente. Io leggevo tutti i suoi libri, li ho tutti, e alcuni li rileggevo anche 2 o 3 volte, perché mi ha sempre affascinato la scienza, la scoperta, le cose che non conoscevo, che volevo approfondire, e Piero Angela era la persona più giusta e più adatta per raccontarlo in maniera semplice e chiara. Io leggendo i suoi libri vedevo dei film, li vedevo. Allora ho scritto a Piero Angela e dico, caro Piero Angela, io vorrei fare un film perché io vedo dei film mentre leggo i suoi libri. E lui mi ha detto, mi conosceva, aveva visto Allegro non troppo, gli era piaciuto moltissimo, mi ha detto, mi piacerebbe molto, ma non ho la possibilità. Cos'è che possiamo fare? Un film, un lungometraggio? Anche lui non sapeva dove sbattere. Però Certo. dopo 2 mesi mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, sull'Espresso di oggi, cioè scusa, mi ha detto, mi hanno affidato una rubrica che si chiama Quark in cui io vorrei inserire degli spezzoni dedicati alla scienza, alle scoperte, cioè, mi piacerebbe fare le disegni animati. E io gli ho detto, mi piacerebbe, ovviamente piacerebbe molto anche a me. Allora mi ha detto, guarda, oggi sull'Espresso c'è un articolo che parla dell'energia, cioè di quanta energia si consumi anche un filosofo Mhm. per imparare filosofia. E lì spiegava il perché ed era meraviglioso come al solito. Io gli ho fatto uno storyboard, gliel'ho mandato, mi ha detto guarda, perfetto, esattamente quello che intendevo io, abbiamo incominciato a collaborare, siamo andati avanti 10 anni, Esatto. vedendoci 2 volte all'anno, sì e no, tutto al telefono Sì. e senza nessun problema e abbiamo fatto quasi 100 film. Quindi a me affascinava il poter rendere, come a lui probabilmente interessava far capire certi concetti, a me interessava farli vedere, farli capire alla gente, quindi ci siamo trovati perfettamente d'accordo. Allora, hai citato Allegro non troppo, che è un film che era entrato nel cuore di Piero Angela. Virgilio su YouTube ci scrive, grande maestro, fermo restando la No, 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 grandiosità no, maestro cancellalo, se no non gli rispondo, eh. Va bene, allora grande, fermo, fermo restando alla grandiosità di un capolavoro, qual è Allegro non troppo? Qual è l'episodio, il suo episodio preferito, se ce n'è uno e perché? Ricordiamo che Allegro non troppo è un film appunto che avanza per episodi. Allora, dal punto di vista emotivo, preferisco il Valzer triste di Sibelius perché racconta una storia vera. Il gatto era quello di mia moglie, ha avuto una storia analoga e quindi mi tocca molto proprio anche. Ci sono dentro anche i miei figli, i miei nipoti dentro quel film, li ho anche filmati nella parte dal vero. Mentre la parte che ritengo più interessante anche come contenuto è il bolero, perché il bolero racconta tutto sommato un'altra idea che mi era venuta leggendo un libro di Piero Angela. Cioè, se noi dividiamo in 24 ore un quadrante e guardiamo da quando è apparsa la vita, quando è comparso l'uomo è comparso negli ultimi 3 secondi, mi sembra, o 2 secondi. Sì, sì, sì. E guardate lo scompiglio che ha fatto. Ecco, nel bolero, se voi lo ripensate, c'è questa progressione, questo avanzamento degli animali, della natura e l'uomo che arriva solo alla fine con questa frase musicale che è completamente diversa ed è esplosiva. E mi sembra che abbia legato bene il concetto che avevo in mente dell'evoluzione della vita sulla Terra con l'arrivo dell'uomo. Mm. Quindi quello mi sembra, oltretutto, il più ricco e più curato con l'animazione di Ferrari e Cavazzuti che hanno fatto un capolavoro proprio di Di animazione. animazione. Allora, su Facebook Luca ci scrive: Salve, mi farebbe piacere sapere se nei tantissimi film che ha diretto, tra corti e lunghi, la storia è sempre venuta prima o magari all'opposto si parte dal personaggio per poi sviluppare la vicenda.
Allora, mai una volta son partito da un personaggio, Mm. cioè le idee nascono sempre da una storia, da un contenuto, da un discorso che tu vuoi fare al pubblico, cioè io uso il cinema come mezzo di comunicazione, voglio comunicare delle idee. Se ho un'idea che reputo interessante, la faccio e non mi interessa il personaggio. È esattamente, scusa, come nel fare un film dal vero. Tu scrivi una storia e poi decidi quale attore scegli, qual è il più adatto per quella parte. Ti può accadere, questo mi è successo qualche volta col signor Rossi, perché quando un personaggio acquista una personalità, l'abbiamo già visto in tanti film, e incomincia ad avere un suo modo di muoversi, di esprimersi e di raccontarsi, allora in quel momento tu potresti scegliere una storia partendo dal personaggio e adattando la storia a lui, ma è molto raro questo, mi è successo solo con il signor Rossi. Con tutte le altre storie, prima di tutto viene un testo scritto, un'idea, e poi si cerca il modo di raccontarla, di svilupparla. Signor Rossi che parte proprio nel 1960 con un Oscar al signor Rossi dove, come dire, c'era il cinema protagonista anche in quel caso e dove è vero che il signor Rossi ti ha permesso di fare una critica attraverso appunto il racconto di un uomo medio, dell'italiano medio, a vari settori, penso a dei corti straordinari in cui si scontrava con il posto del lavoro, con il mondo del lavoro o con la Certo, burocrazia. certo. Quindi, e in quel caso addirittura no, in realtà c'era anche una critica ai critici o ai festival. Questa cosa è una cosa che mi è rimasta sempre molto in testa, come il finale di quel primo corto, di quella prima apparizione del signor Rossi. Ma vedi, anche questa è una storia vera. Cioè, quando io ho iniziato a fare i miei primi film, a Bergamo era nato un festival molto importante diretto da Nino Zucchelli, che è un personaggio molto famoso a Bergamo nel campo dell'arte e della cultura. Io avevo fatto il mio secondo film, che era la storia delle invenzioni, che non mi è piaciuto per niente, nel senso che non era come lo volevo io, era molto fiacco, e l'ho mandato in questo festival e l'hanno rifiutato, cioè non l'hanno accettato in concorso. Fino a qui normale, può succedere a tutti. Il problema è che poi, essendo il festival, lo vedo la chiesa di fronte a me, al di là della valle, dove c'era il festival. Allora, quando io sono andato a vedere i film in concorso, ho visto dei film orrendi, molto più brutti del mio. Allora mi è un po' girata, ho detto Certo. scusate, ma cerchiamo di raccontare una storia per far vedere questo. E ho proprio preso il tema di una storia che era vera. Quindi io ho raccontato la fatica immensa di questo personaggio, era la fatica mia nel fare il primo film, soprattutto di disegni animati, che è ancora più faticoso che il dal vero. Certo. Lo manda al festival, glielo rifiutano, lui lo rompe, lo punzecchia, lo riempie di pittura, lo calpesta e vince. E quindi questa è una satira contro il festival. La cosa più divertente di tutto questo, sai qual è? Che inconsciamente, ma insisto su questa parola, inconsciamente, il signor Rossi è la caricatura di Nino Zucchelli, che era il direttore del festival. Questo sembra incredibile, io stesso l'ho scoperto dopo. Non ho È un pensato, effetto boomerang. non lo so, non te lo so dire. Stilisticamente, da un punto di vista grafico, risente molto della pubblicità inglese. Io andavo a Londra, avevo imparato un po' a questo stile. Però dal punto di vista della faccia, lui era pelato, piccolino, lo vedi, no? Col cravattino, Sì. era Nino Zucchelli, assolutamente lui. Allora, vediamo ancora una domanda da Facebook. Mattia, salve signor Bozzetto. Nel vedere e rivedere alcuni suoi film si scopre sempre una grande attenzione a temi ambientali. Pensa che il fumetto e l'animazione possano essere ancora oggi i linguaggi migliori per far riflettere i giovani sul futuro del nostro mondo? Grazie e complimenti. Allora, non so se siano i migliori oggi. Oggi abbiamo un'invasione, specie sui social, di tanti di quei
filmati, di quelle immagini che ci fanno vedere com'è il mondo e come è stato ridotto, che credo che valga di più di un disegno. Secondo me la realtà in questo momento copre e supera il disegno per la sua drammaticità. Il disegno animato, secondo me, proprio per la sintesi e la semplicità con cui tu puoi esporre delle storie, credo che sia ancora adatto per farti riflettere su queste cose, farti capire come sono nate, perché e dove stiamo andando. Su questo credo che abbia ancora un grande valore. Ce ne sono di film in giro sui social che vedo ogni tanto che sono dei capolavori in questo senso. Dal punto di vista però delle immagini, oggi siamo stati invasi letteralmente da filmati, fotografie e credo che queste immagini siano più forti di un disegno. Ricordo una volta con Piero Angela, dovevamo fare un piccolo spot e voleva parlare della maleducazione di un tizio in automobile che ferma l'auto al semaforo, apre lo sportello e vuota il posacenere in strada. E io gli ho detto, fallo dal vero, non a disegni animati, perché l'immagine dal vero ti colpisce di più, ti riconosci di più in quella persona. Se io la Certo. faccio stilizzata e disegnata, è qualcosa appunto di stilizzato e quindi anche lontano dalla realtà. L'uomo lo vedi, è lui che fa questa cosa e ti riconosci in lui. Allora, intanto ti arriva un complimento da parte di Tiziano via mail, seppur sconcertante e profetico. Ho passato un bel pomeriggio insieme a Bozzetto, notturni magnifici, grazie di tutto Tiziano. Tiziano ha visto, rivisto VIP, anche lui. E allora entriamo proprio su VIP, parliamo proprio del film che oggi abbiamo proposto. Prima di tutto c'è una parola che in questo momento è evidentemente forse anche abusata nel linguaggio giornalistico anche di questi giorni, ovvero eroe. Prima di entrare proprio nel film, ti chiedo, facendo un passo indietro, chi è secondo te l'eroe? Allora, tra mini VIP e super VIP oppure mi parli dell'eroe in generale? Beh, come dire, la domanda potrebbe valere per entrambe le cose. È chiaro che mi interessa capire chi è per te l'eroe, perché poi ovviamente a VIP e mini VIP, a super VIP e mini VIP ci sei arrivato, insomma. Ma guarda, l'eroe per me è quello che ha un'idea in testa, combatte fino alla morte per raggiungerla e non molla mai. Quello è un eroe. Perché guarda che essere convinti di qualcosa, mantenere la convinzione, far di tutto per raggiungerla, per raggiungere uno scopo, lo scopo che ti prefiggi, è molto difficile, molto difficile. Ci vuole Certo. veramente costanza, ci vuole una convinzione assoluta, una volontà pazzesca. Quello veramente è un eroe. Poi l'eroe, quello dei film, non mi interessa. Quello. Infatti Mini V, poverino, è un eroe nonostante tutto perché è quello che ci mette forse più sentimento e alla fine risolve le situazioni, però ci crede e porta avanti la sua convinzione. Allora, a questo punto parliamo proprio dei due fratelli, dei due supereroi, come dire, a loro modo diversamente eroici o supereroici. Intanto mi interessa capire, no, quelli che erano stati evidentemente dei modelli. La cosa, tra l'altro, che mi fa molto piacere, oggi leggevo la tua scheda, rileggevo la tua scheda, è Superman è del tuo stesso anno. Siete nati lo stesso anno, tu e Superman, quindi è del 38 anche lui, quindi quello che Davvero? dovrebbe essere... sì. Non lo sapevo. Quindi, te lo posso... Lo leggevo e mi piaceva moltissimo, ma pensa, non lo sapevo. Sì, 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 beh, questo te lo confermo, ho fatto semplicemente un link e te lo riporto, però venendo a quello, tu hai creato due personaggi eroici che ti hanno permesso davvero di portare avanti quella che è una critica alla società dei consumi e anche all'omologazione del pensiero, all'omologazione anche degli ideali, perché è una grande, feroce critica VIP a quello che sarebbe poi potuto essere il futuro e dico, mi fa piacere che fosse mossa da un uomo che aveva già lavorato anche nel Carosello.
Noi qualche giorno fa abbiamo ospitato un incontro dedicato ad Ugo Gregoretti, e Gregoretti, che aveva lavorato molto per la televisione, nell'episodio di Rogopag che dirige, si può permettere, no, di criticare con intelligenza proprio quel mondo che aveva conosciuto, che aveva visto. Quindi mi interessa ragionare con te proprio su questo, ovvero VIP critica quello che in qualche modo era stato un terreno di gioco che tu conoscevi molto bene. Sì, infatti mi hanno anche accusato per questo, mi hanno detto che ho sputato nel piatto in cui mangiavo, perché è la verità, cioè criticando la pubblicità, che era quella che ci permetteva di portare avanti lo studio, e con quei soldi, anziché costruirsi la piscina, li buttavo in un film per fare un lungometraggio. Effettivamente io ho sfruttato la pubblicità. Però devo anche dire che ho sempre avuto la convinzione che si potesse parlare bene e lavorare bene su argomenti che si conoscono bene. Chiaro. Quando io mi butto in qualcosa che non conosco, vado nel déjà vu, vado in cose che altri hanno già fatto, ma quando parlo di qualcosa che conosco, entro nei dettagli, conosco i particolari e quindi posso smontare il meccanismo di queste cose. Ecco perché mi sono sentito attratto dal mondo della pubblicità. E Certo. invece per quanto riguarda il personaggio, questo è curioso, il mini VIP è l'uomo mascherato di Falke Moore, Ah, cioè nasce da lì. Guarda, io ce l'ho qui, non so se riesco a staccarlo, ma ce l'ho anche attaccato, guarda. Io qui sì, ho un sì, quadro sì, proprio sì, sì, dell'uomo sì, sì, mascherato, sì, perché sì. da ragazzino ero affascinato da questo personaggio. Quindi oltre a Disney, veramente ero colpito da lui. E se tu noti, non so, non credo tu l'abbia letto, comunque se vai a guardare qualche fumetto dell'uomo mascherato dell'epoca, quando Sì, lui doveva viaggiare, viaggiava in incognito e doveva fare dei viaggi in nave. Quando saliva in nave metteva un cappello e un cappotto col bavero rialzato, che è esattamente quello di Minivip. sì, Proprio in quello lo riconosci, poi nel resto no, gli assomiglia, c'ha il naso aquilino, anche l'uomo sì, mascherato ha il naso aquilino, sì. solo che l'uomo mascherato non era un superuomo, era uno che sparava a cazzotti, aveva il teschio sull'anello, quindi quando Certo. sparava un colpo gli restava il segno. Vabbè, questo è quello che mi aveva colpito e da cui è nato Minivip. C'è chi poi ci Dopo, aveva visto Oreste Lionello o Woody Allen, voce e volto. questa è un'altra storia interessante. Quando sono andato a doppiare il film, mi hanno detto il migliore per fare questa voce è Oreste Lionello, e sono andato a Roma. Sì, Quando Oreste Lionello ha visto le prime scene e ha provato a doppiarlo, ha fatto la voce che ho detto: Ma questa è la voce di Woody Allen? Io ho detto: No, ma io vorrei una voce per Mini Vip, nel senso che ho lavorato per creare un personaggio, abbiamo lavorato 2 anni, mi piacerebbe avere una voce personalizzata. E lui mi ha risposto: Io faccio questa voce. Se ti va bene, bene, se no prendine un altro. E chiaramente la sua voce, anche perché era bravissimo e umorista. Questo è stato alla fine una fortuna per noi, perché poi Woody Allen, che in quel periodo stava iniziando, aveva fatto forse un sì. film o due, non di più, ha continuato ed è diventato quello che è, che io ammiro in maniera incredibile, però ha aiutato anche Minifip, perché la sua voce è Certo. diventata riconoscibile, capisci? E quindi si sono associati. Questo è un colpo di fortuna che non avevo previsto. Allora, Corrado su YouTube ci fa una domanda e dice: Oltre al film di animazione, abbiamo letto e apprezzato molto anche il recente seguito a fumetti Il mistero del Via Vai. Grazie e complimenti. È interessante perché ci porta come dire, molti anni dopo a quello che è il futuro dei due fratelli, una nuova storia. Anche in questo caso, tra l'altro, i temi ambientali sono molto presenti. Ecco, ne vediamo una striscia. Sì, guarda, questo libro che a me è piaciuto molto ed è stato illustrato da Gregory Panaccione, un amico carissimo e un disegnatore formidabile. E ti dirò che questa sceneggiatura del libro era la sceneggiatura per un film,
Poi, come al solito, sì, sì, doveva essere un film. Poi, come al solito, quando vai a cercare i soldi, bisogna essere anche capaci di cercarli. Io non Certo. sono capace. Avendoli prodotti io gli altri film, non ho la capacità di convincere un produttore che questo sia un bel lavoro. Quindi, visto che non riuscivamo a portare avanti il progetto, abbiamo fatto il libro. E ti dirò, questa resti tra noi, è che con Panaccione abbiamo appena finito un altro libro che uscirà però solo in Francia, Ah, che casualmente è anche divertentissimo anche questo, non c'entra mini VIP e super VIP, è la storia di un microbo, non chiamiamolo virus per favore, però un microbo che si innamora della moglie di Tarzan, che aveva visto in un film in bianco e nero proiettato in televisione. La storia è divertentissima wow. e sta già uscendo, però con la situazione attuale penso che resterà Certo. fermo per un bel po'. Allora, andiamo verso la conclusione di questo incontro. Leggo ancora un paio di domande. Sì. Stefania, via mail, ci scrive: Buon pomeriggio, signor Bozzetto, e grazie per questo incontro. Che rapporto ha con le nuove tecnologie e in che cosa aiutano maggiormente un artista che si occupa di animazione? Allora, io adoro tutte le nuove tecnologie. Guarda, oggi ho scaricato un altro programma per fare animazione con l'iPad, quindi proprio mi piacciono, mi affascinano e vorrei conoscerle tutte. Purtroppo non ce la faccio. Io credo che la tecnologia nuova, la tecnologia, diciamo, elettronica sia favolosa soprattutto per determinati tipi di lavoro, cioè se parliamo di coloritura, di delineo, di vedere immediatamente il risultato dell'animazione, è fantastica, è fantastica. Se parliamo poi di 3D, che è un altro mondo, ma che comunque ci ha aperto degli orizzonti incredibili, sono ancora più entusiasta, solo che bisogna saperli usare. Il 3D, se non hai una le spalle veramente grandi e coperti da un budget incredibile, meglio non affrontarlo perché è molto rischioso e o hai delle idee originalissime per fare ottenere il massimo con poco, altrimenti ti trovi nei guai. Però io dico che l'animazione ha avuto un grandissimo aiuto dalla tecnologia, ma veramente enorme. Oggi possiamo fare delle cose che erano impensabili prima come qualità. Mi vergogno vedendo i nostri film fatti a mano, a vedere gli errori e quello che si nota. Oggi è tutto perfetto. Però devo dirti che non ha aggiunto assolutamente nulla dal punto che io reputo più importante, e cioè la storia. Certo. Cioè, un film nasce da una storia e la storia nasce su un foglio bianco. E quando tu hai un foglio bianco davanti, tu, Spielberg o Disney, siete uguali. Non c'è differenza, capisci? È dopo che incominciano i problemi. Quindi se tu sei furbo nel scegliere una storia che poi sai di poter far bene con i tuoi mezzi, anche se sono limitati, puoi fare anche un capolavoro. Se tu ti butti in una storia che potrebbe far bene la Pixar o Disney, ma tu non puoi farla, sei nei guai perché dopo non te Certo. la caverai più. Però dal punto di vista della tecnica ci ha aiutato enormemente. Bruno, io un'ultimissima domanda che ti faccio ritorna proprio alla storia di VIP, Super VIP e Mini VIP. Nel film loro riescono, come dire, insieme a sconfiggere quello che è il piano diabolico di Happy Betty. Oggi, negli anni che viviamo, dopo, come dire, soprattutto gli anni 2000 che abbiamo vissuto, pensi che il modello a cui guardava Happy Betty di omologazione del pensiero e soprattutto, come dire, il sogno di riuscire, come dire, a telecomandare anche i propri dipendenti, magari dandogli pochissimi secondi per andare in bagno, pena la scossa elettrica, no? Quindi un certo tipo proprio di modo di pensare al mondo del lavoro e nello stesso tempo proprio all'omologazione del pensiero. Pensi che invece abbia trionfato? Ma guarda, è cambiato troppo il mondo per, per permettermi di darti qualche risposta. Oggi è diventato tutto così vasto e così difficile da controllare
che non si capisce più dove inizia una cosa e dove finisce l'altra. Quindi, mentre prima in questo mondo c'era ancora del personalismo, oggi sta diventando tutto impersonale, cioè abbiamo queste multinazionali. Chi sono? Chi è? Cioè, in quel momento lì avevamo Happy Betty, era una persona, ma oggi tu la persona non la trovi più. Eh sì, E questo secondo me che è difficile, si è spersonalizzato e quindi è diventato più disumano. Oggi sono numeri, se tu pensi in borsa che ci sono addirittura gli algoritmi che quando uno vende chiudono e fanno, cioè come fai a controllare certe cose oggi? È difficile, quindi il discorso nostro valeva e potrebbe valere ancora oggi per piccole cose, ma se parliamo del mondo, io la vedo molto difficile, non saprei con chi prenderla. Non a caso c'è sempre un'entità sconosciuta, mostruosa, che tutti immaginano perché è questo anonimato, la mostruosità, non c'è più la persona. sì, assolutamente. In conclusione ti leggo un ultimissimo commento che ti fa Ale Maini su YouTube. Forse il 3D spinge l'animazione verso il realismo del dettaglio e si allontana dalle possibilità di lavorare sul simbolico. Sono Eh, perfettamente d'accordo, hai ragione perché è proprio questa ricerca che secondo me è quella che innanzitutto chiude la strada a tutti quelli che non sono miliardari, perché per arrivare a quel risultato devi avere una tecnologia pazzesca e dei soldi incredibili, ma ti fa perdere quello che è la cosa che io amo di più, e cioè il simbolismo. Quando io disegno un personaggio con due righe, quel personaggio tra 15 anni sarà ancora valido, perché è un simbolo. Ma se io lo disegno con un cappello di un certo tipo, con gli occhiali di un altro e un vestito di un altro, sarà sempre catalogato come appartenente a un'epoca. Allora, il simbolismo mi piace di più perché mi permette di parlare di argomenti generali che spaziano dalla creazione del mondo al futuro più inimmaginabile con due righe, con poco. Però questo non è accettato spettacolarmente. assolutamente. Spettacolarmente la gente vuole, oggi è diventata barocca la gente, vuole i particolari, vuole il suono che ti arriva da dietro, dalle spalle, da sotto le ascelle, insomma, sta cambiando gusti, no? E allora quello che amo io va bene per pochi che amano queste cose, che forse ragionano di più e si fanno meno prendere dall'istinto del tanto, del ricco, del colorato e dell'abbondante. Io quello non lo amo, cioè io il barocco non mi piace. E quello che amiamo noi è il buon cinema e soprattutto amiamo chi lo sa fare con qualità e lo ama. Per cui Bruno, grazie di cuore oggi per essere Grazie a stato voi. nostro ospite e speriamo, come dire, di poterci rivedere e risentire presto, passata questa nottata che insomma speriamo passi davvero presto. Speriamo che passi la nottata davvero. Ok, auguri a tutti, saluti e buona Grazie, serata. Ciao, grazie, grazie arrivederci. Bruno, a Ciao, ciao. presto. Ciao, Ciao, grazie. arrivederci.